sono molto arrabbiato che sia stato utilizzata la caserma Salsa perché non è un luogo adeguato all'accoglienza. Profughi sistemati d'imperio dalla prefettura nella caserma Salsa, il sindaco di Treviso Manildo è furibondo. Ha preso la decisione quando ormai i migranti erano già arrivati, un copione che ricalca quanto accaduto ieri a Montebelluna, nei comuni termali del Padovano e ad Eraclea, una scelta inopportuna in una sede inadeguata, dice il primo cittadino. Ed intanto il dibattito politico si infiamma. Il governatore Zaia ha mandato gli ispettori dell'ULSS che hanno certificato come la caserma Salsa non risponda alle caratteristiche minime igienico-sanitarie per essere utilizzata e non rispetta gli standard regionali di accoglienza previsti. Ho chiesto io questa ispezione, certificato, non è atta a ricevere e ospitare persone, non si possono chiedere i requisiti ai cittadini e poi accettare di tutto per i profughi. Si fa che deve essere svuotata, si fa che i profughi in Veneto non debbano venire. La Salsa non è agibile e chi la tiene aperta si assumerà tutte le responsabilità. E a Santa Maria del Rovere gli arrivi si sono susseguiti nel corso della giornata. Entro stanotte i migranti dovrebbero essere 68 e potrebbero aumentare ancora nei prossimi giorni, con il rischio di far diventare la caserma Salsa il centro di prima accoglienza del Veneto. E Zaia attacca. Solo l'incapacità ti può portare ad avere gli immigrati alloggiati in caserme che sono delle discariche a cielo aperto o peggio ancora in località turistiche dove si fa il fatturato dell'economia del Veneto. Intanto nel pomeriggio si sono susseguiti i vertici sul caso profughi. Il sindaco ha incontrato i primi cittadini della cintura urbana, in serata incontrerà il prefetto, ma nel frattempo Manildo rivendica il ruolo di coordinamento della regione. No, non è una situazione sostenibile. Io penso che difetti totalmente il ruolo di coordinamento dell'accoglienza anche da parte del governatore Zaia. È assolutamente importante che ci sia un ruolo di regia perché l'accoglienza deve essere fatta con determinati criteri.